E ora voltiamo pagina, diamo voce a Sani in Veneto, il fondo integrativo sanitario rivolto agli artigiani del Veneto che in queste ore hanno presentato un nuovo progetto, il progetto Vita. Sani in Veneto ha presentato il progetto Vita, una protezione che tutela la non autosufficienza temporanea o a lungo termine, un sostegno che il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Regionale per i lavoratori dell'artigianato ha inserito nel patrimonio di servizi offerti. Il progetto Vita è una sfida molto importante perché da molti anni la sanità nazionale chiede ai fondi di occuparsi anche di sociosanità. Perché? Perché la spesa della sociosanità è molto importante e noi abbiamo voluto dare una risposta e dare un contributo come fondo per quei problemi che riguardano per esempio le malattie degenerative, la non autosufficienza, che può essere temporanea ma può essere anche lunga. Una consapevolezza quella sviluppata da Sani in Veneto per garantire ai propri iscritti un aiuto determinante in caso la loro vita dovesse drasticamente mutare. Aiuto destinato ai dipendenti e titolari di attività artigiane, oltre che ai familiari di entrambi, i quali potranno beneficiare di una rendita mensile di 1.050 euro, cumulabile con altri prodotti in essere, per supportare le famiglie fino al perdurare dell'invalidità o eventualmente fino al decesso dell'iscritto. La novità è questo progetto Vita che si basa su un sostegno alla non autosufficienza, anche momentanea, dovuta a un incidente, dovuta a una situazione particolare, oppure di lungo periodo, quando magari uno si ha la sfortuna di incrociare un Parkinson o un Alzheimer o avere un familiare in disabilità o avere un familiare che va in assenza cognitiva. Un supporto fruibile sia tramite il portale online, sia grazie ai 200 sportelli presenti nel territorio attraverso le parti sociali che istituiscono il fondo, come Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CGIL, CIS e UIL del Veneto. Sani in Veneto è uno dei più grandi fondi integrativi di assistenza sanitaria a livello nazionale. Crede nel modello regionale, una platea molto ampia che è quella dell'artigianato veneto, con più di 145.000 persone iscritte, più di 35.000 persone aderenti. Ecco, è bene ricordare che Sani in Veneto riesce a essere anche molto vicino nelle liquidazioni, nell'erogazione delle proprie prestazioni. Ecco allora che nel 2021 ha erogato più di 230.000 prestazioni, 230.000 situazioni in cui Sani in Veneto ha previsto un'erogazione. Su questo quindi ha erogato un totale di 11.700.000 euro. 28.500 persone circa hanno potuto usufruire di un supporto.